Specialisti sul carcinoma alla prostata, il tumore più frequente negli uomini, si sono dati appuntamento ad Agrigento all'Hotel della Valle lo scorso 23 ottobre per la convention sulla gestione pluridisciplinare del carcinoma prostatico dalla ricerca alla pratica clinica. Il carcinoma prostatico rimane il tumore più frequente negli uomini, tanto che nei soggetti di sesso maschile rappresenta oltre il 20% dei tumori diagnosticati dopo i 50 anni. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati più di 35.000 nuovi casi di tumore della prostata. A guidare il convegno il responsabile scientifico, dottor Antonio Savarino, primario dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Finalmente si ritorna in presenza, ne avevamo bisogno, sentivamo proprio il bisogno di rivederci e di condividere tra l'altro un evento, un'esperienza congressuale in presenza per l'appunto su un argomento di estremo interesse, il carcinoma della prostata. Il carcinoma della prostata è una malattia molto eterogenea. Sono stati fatti grandi passi avanti sia nella diagnostica, sia nella gestione della malattia confinata all'organo, sia nella gestione della malattia metastatica in ambito sanitario. Oggi noi abbiamo delle tecnologie di avanguardia per arrivare precocemente alla diagnosi e per gestire in modo completo sia la malattia per l'appunto confinata alla prostata, sia la malattia metastatica. Chiaramente il sapere medico non può stare all'interno di un singolo specialista, quindi bisogna fare a squadra, così come un po' si fa all'interno della gestione del tumore della mammella. E questo evento vuole mettere insieme i diversi specialisti che si occupano per l'appunto del tumore della prostata, sia il radiologo, sia l'urologo, sia l'oncologo medico, sia il radioterapista e anche lo psicologo per le ripercussioni sulla sessualità che purtroppo questa malattia può portare. E tutti insieme anche ai medici di medicina generale che giornalmente vedono pazienti all'interno dei loro ambulatori affetti da tumore della prostata, tutti insieme dobbiamo discutere e condividere un percorso diagnostico-terapeutico che eviti la frammentazione dell'assistenza e che possa ricucire proprio sul singolo paziente ovviamente la miglior terapia e la miglior diagnosi. Questo ci comporterà di evitare la frammentazione dell'assistenza, di utilizzare al meglio le risorse disponibili e di creare meno disagi al paziente e nello stesso tempo di dargli la miglior terapia. Ecco, nel titolo del congresso c'è dalla ricerca alla pratica clinica. Sì, perché noi dobbiamo sempre ragionare in termini di medicina dell'evidenza e non di medicina dell'opinione. Noi dobbiamo aggiornarci su quelli che sono i nuovi protocolli terapeutici, le nuove modalità diagnostiche, i nuovi farmaci e calare nella pratica clinica le nostre conoscenze, il nostro aggiornamento in maniera tale da garantire il miglior percorso di cura al nostro paziente. Quindi il lavoro di equipe paga sempre, professore? Il lavoro d'equipe è sicuramente vantaggioso per il paziente perché riceve le migliori terapie, ma vantaggioso anche per noi operatori che cresciamo insieme, perché è chiaro che se io mi confronto con l'urologo imparerò qualcosa di urologico, se l'urologo si confronta con me imparerà qualcosa di oncologico e così via col radioterapista, con lo psicologo eccetera. È una crescita di tutti gli operatori sanitari che si aggiorneranno continuamente riunendosi e discutendo ogni singolo caso ed è un vantaggio enorme per il paziente che si troverà preso in cura da un'equipe, da una squadra di specialisti piuttosto che dal singolo medico. Assolutamente sì, anche se i dati nazionali ci vedono tra le regioni dove è meno diffuso il carcinoma prostatico, ma comunque resta sempre la seconda neoplasia che noi trattiamo a livello oncologico dopo il cancro della mammella, per cui è un problema oncologico molto sentito e molto affrontato a livello multidisciplinare da parte di tutte le figure oncologiche che gravitano attorno alla diagnosi e alla cura del carcinoma della prostata. Oggi si parla di ricerca alla pratica clinica, quanto è importante? Importante perché la ricerca oggi ci porta sempre a nuove metodologie di cura. Oggi nel campo radioterapico si parla
di radiomica, di possibilità di maggiore conformazione dei trattamenti per essere sempre più precisi, per migliorare soprattutto la tolleranza sui tessuti sani e la possibilità di aumentare le dosi secondo un programma di dose escalation che ci permette di diminuire il tempo totale di trattamento, aumentare le dosi con la stessa tollerabilità, gli stessi effetti collaterali e diminuire anche il numero delle sedute e quindi degli accessi dei pazienti ai servizi di radioterapia per diminuire l'impatto sulla popolazione, sul numero delle sedute da fare, ma anche dal punto di vista sociale per far sì che i pazienti si possano curare nel minor tempo possibile col massimo comfort. L'iniziativa è importantissima, oserei dire fondamentale, in un momento in cui la gestione delle neoplasie prostatiche deve essere fatta in maniera multidisciplinare, quindi l'incontro tra i diversi professionisti che operano nell'ambito di questo settore devono obbligatoriamente incontrarsi per trovare una via comune e garantire al paziente il miglior percorso diagnostico e terapeutico. Come si ci accorge di essere, vittima della malattia? Fortunatamente oggi esistono dei test di screening che non sono molto specifici, ma ci aiutano a capire chi è affetto da malattia, parliamo ovviamente del PSA, ma soprattutto ci aiutano a capire quali sono i pazienti in cui è utile iniziare un iter di diagnostica, oppure il paziente in cui, pur essendo presente la malattia, che in una grandissima parte dei casi è una malattia indolente, è il caso di fare soltanto dei controlli clinici senza bisogno di gravare il sistema sanitario di una serie di esami ed eventualmente di interventi che in realtà non danno nessun aiuto al paziente. L'intervento è preoccupante? No, oggi l'intervento, tra l'altro in una malattia localizzata che noi troviamo nella stragrande maggioranza del paziente, l'intervento chirurgico o la radioterapia o nei casi meno avanzati anche la semplice vigilia attesa, sono tutti dei presidi che ci consentono di avere delle sopravvivenze molto lunghe e tra l'altro con effetti collaterali che ormai sono veramente gestibili, quindi il paziente affetto da una neoplasia prostatica localizzata che fa la radioterapia, la chirurgia o la vigilia attesa può pensare ad un'aspettativa di vita molto lunga con una qualità di vita esattamente uguale a quella della popolazione normale non affetta da neoplasie prostatiche. Abbiamo istituito una prostate unit, cioè vale a dire una unità di trattamento e cure per il carcinoma prostatico multidisciplinare. Di cui io sono il presidente, e poi integrano questa prostate units gli oncologi medici, i radioterapisti, i radiologi, anatomopatologi, più altre figure di contorno come infermieri, segretarie e quant'altro. Lo scopo appunto di questa prostate unit è mettere a punto un modello organizzativo per la cura, per la diagnosi e il trattamento della patologia maligna della prostata, in maniera da usufruire di tutte le competenze dei vari specialisti all'interno di un unico percorso diagnostico, senza che il paziente debba un giorno recarsi da uno specialista, un giorno dall'altro. Gli specialisti tra di loro non comunicano e quindi il percorso del paziente diventa sempre più difficoltoso. Invece in questo caso il paziente viene messo al centro dell'attenzione e gli specialisti dialogano fra di loro e quindi c'è un completamento di competenze fra tutti. Teniamo presente che il carcinoma prostatico, che è la neoplasia maligna più frequente nell'uomo, rappresenta una vera e propria pesante ipoteca sulla salute dell'uomo, cioè ogni anno in Italia vengono diagnosticati 45.000 nuovi casi di carcinoma della prostata, vengono eseguiti 14.000 interventi di prostatectomia radicale, vengono eseguiti oltre 20.000 trattamenti radioterapici
e intorno a questa problematica del carcinoma prostatico si muovono molte aziende farmaceutiche con nuovi prodotti che finalmente hanno portato a un allungamento di quella che è la sopravvivenza complessiva dei pazienti affetti da carcinoma prostatico, ma anche quello che è il tempo che intercorre fra la diagnosi della malattia e la comparsa di metastasi, che prima era solo di pochi anni, invece ora con le nuove cure abbiamo possibilità di ritardare la comparsa delle metastasi addirittura di 3-4 anni. Qual è l'età più preoccupante in cui si può manifestare, in cui colpisce? Allora, il carcinoma della prostata, a differenza di altre forme neoplastiche, può colpire una fascia di età piuttosto ampia, perché ci sono anche la fascia 40-50 anni e anche quella può essere colpita dal carcinoma prostatico, soprattutto perché esistono delle forme familiari in cui c'è un imprinting genetico e quindi si manifestano precocemente fra i 40 e i 50 anni. Non di meno, comunque in realtà la maggiore incidenza di questo cancro della prostata è invece nella fascia oltre i 70 anni, per cui la classe di età 70-80 in realtà è quella più colpita.